Scatman's World. Veneziano, ragazzi, prima di cominciare la seconda gara volevo commentare due cose dell'altro video. Cioè, allora, intanto, insomma, per carità, a me è un PC che non è più giovanissimo, però avere 12 GB di RAM, comunque un processore i7 da 2.8 GHz, il 930 e una 680 da 2.5 GB, cioè dire che è un PC di merda, sinceramente, cioè, contando che comunque l'ho pagato 1800 euro 4 anni fa, però ho cambiato le RAM e la scheda grafica un anno e mezzo fa, insomma, mi sembra un po' ridicolo, ecco. Poi ho visto sul forum, sul forum di Steam gente che con addirittura delle 780 hanno problemi, quindi cioè, adesso io non so per PlayStation 4 se il gioco è bello, però ragazzi per PC cioè, lo riconfermo graficamente, cioè, non si può dire che è più bello, cioè una cosa, ci sono gli alberi in 2D ragazzi, cioè non lo so, c'è l'anti-aliasing che non esiste, c'è tutta una griglia umana, cioè, io non lo so, sinceramente, dopo ripeto che sicuramente quando arriverà il PC, che adesso sono tutti i pezzi, bisogna montarlo. È un altro discorso, perché se mi va male col PC nuovo, cioè, sicuramente non può essere il problema del PC. Secondo me, come tutti i giochi ottimizzati male, su certe configurazioni possono andare bene, su certe configurazioni possono andare male, però, ripeto, graficamente per PC non si può dire che è migliore, perché, ripeto, l'anti-aliasing è schifoso e gli alberi, cioè, il paesaggio, cioè, la moto è fatta anche meglio, ma i paesaggi sono proprio disastrosi. Ripeto, se andate a vedere sui forum di Steam c'è milioni di persone che stanno lamentando di questo. Cioè il gioco io ce l'ho, lo sto giocando, sto provando ogni tanto provo ad avviarlo da Steam per vedere se va, ma ancora mi dà problemi. Quindi ragazzi, ecco, cioè, io sono stato critico con la Milestone, perché ripeto, secondo me si poteva fare molto molto di più. Dopo ripeto, se la versione per PlayStation 4 è fighissima, bene. Però per PC sono incazzato, punto e basta. Cioè, non è ammissibile avere un gioco così, perché ripeto, il mio PC comunque c'è ancora di fascia altissima, perché ripeto, ok, il processore può avere un po' di anni, quello sì, è appunto debole, però comunque con una 680 2.5 GB, che è ancora una scheda grafica di fascia extreme, 12 GB di RAM, e comunque un processore i7 da 2.8 GHz, cioè non esiste fare 18 fps, cioè non esiste, se non so, se dopo altra gente ha tutti i computer da 6.000 euro con uno slide di Titan, con 1000 Titan e 29 GB di RAM e il processore i7 da 102.0 GHz, allora ok. Però ho visto su Steam che hanno problemi anche gente con le Titan o con slide di 780, quindi insomma addirittura uno slide di 780T, cioè, aveva 30 fps giusti, ecco ragazzi, cioè, quindi non è una critica contro nessuno, però ragazzi dire che il gioco è perfetto no, non me la sento proprio. Dai, adesso andiamo a Austin e cerchiamo di vaneggiare alla grande, vai, campiamo di Austin, prima gara sempre fondamentale in quel di Austin, dai, sì, prima gara, prima curva, scusate ragazzi, vaneggi come diari. Ricordo che non faccio le qualifiche perché voglio cazzeggiare, ricordo che siamo a livello difficile e non campione, qual è l'ultima leggenda, perché, ripeto, non gioco da 60 anni a sto gioco e non ho voglia di rompermi troppo i coglioni. Anche perché voglio giocare al 2014, come ho detto prima, speriamo il prima possibile di avere sto cazzo di PC, così da vedere se... Occhio a Barbara Berlusconi, occhio alla Barbara, eccola qua. Buono, buonissimo. Qua ha fatto una gran cosa Will Smith. Ti prego non sbagliare Kume. Immagino importante Austin Inc. Però il varapero ed escargot asparago. Devo proprio riprendere la mano ragazzi. È la cosa più indegna dopo il Big Bang ragazzi. Sono io. La cosa più indegna dopo il Big Bang sono io e te. Vai Fioi. Decimo posto, Nicolino Ari supera Patatone Iannone, Bautista l'autista, ecco Bautista l'autista. E devo stare molto attento alle gomme, cioè perché le gomme, soprattutto quella posteriore, si consuma veramente velocemente. Vara il porco, Vardio, vara l'innominabile, Vardio. E come supera tutti ragazzi. Come fa il bravo.
Adesso Formula 1 a volte ancora leggo i commenti come devono andare sull'erba così, però Fioi, cioè veramente non prendiamoci troppo sul serio, cazzeggiamo la grande, anche perché adesso Fioi veramente con il lavoro e tutto ho proprio bisogno di rilassarmi, di cazzeggiare alla grande, cioè proprio di stare con voi e non pensare a niente, cioè, quindi la voglia di fare prestazioni sublimi non ce l'ho, cioè ho voglia proprio di stare con voi, questa è l'unica voglia che ho, e ridere insieme dei miei vaneggi, perché attenzione, comunque sta sto posto ragazzi, ci siamo guarda che ci siamo, stiamo tornando ragazzi, è ufficiale, è ufficiale, è ufficiale, è ufficiale. Vai come dimostra il mondo che possiamo rientrare nel Gotha. Questa è la sezione pericolosa di Austin. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang siamo noi, io e te. Scusate ragazzi un momento di impazzia comendiana, io chiedo scusa, anche se in realtà siamo, attenzione, vizioso, terzo posto ragazzi, terzo posto, incredibile vizioso. Brutto errore qua, brutto errore del veneziano, di Marquez, perché non siamo veneziano, siamo Marchetto Marquez, per cortesia, dai. Lorenzo è magnifico, attenzione Lorenzo, è il magnific, è il magnific. Varrà il porco, varrà il porco. Ciao Lorenzo Magnificus. Il magnifico! Credo questo gioco l'ho bruciato, però questo veramente sì, me lo sono goduto, porca zocco, la Red Bull di merda, ciao. Che bello però vedere la Red Bull e Vettel così, madonna. Cioè, comunque c'era anche nella Formula 1, per carità, Vettel, a sua sfortuna, per la fatalità, non ha più la macchina dei sogni. E Ricciardo è davanti quasi sempre. Quindi insomma, ripeto, grande pilota sicuramente, cioè, comunque quei livelli sono tutti grandi piloti, 4 mondiali non li vinci certo per caso. Però, oddio, non lo posso più fare, è un po' esagerato, sono sincero. Si vede che la sto proprio cazzeggiando, Fioi. Ma noi stiamo aspettando MotoGP 2014, ragazzi, secondo una i7 4970 da 3.6 GHz portato a 4.0 in overclocking, una 780T, una RAM da 16 GB di RAM da 2400 di frequenza. Ho problemi con MotoGP, cioè io lo giuro spacco fuori tutto, cioè ragazzi la cosa è un po' troppo ufficiale per i miei gusti. Oh, c'è Pedrosino davanti, Camomillo Pedrosino. Giro record di Marchetto Marquez ragazzi, sto tornando, il Kuma sta tornando. Mamma mia che rischius, che rischius. È un'emozione, sarà perché ti amo, stringimi forte e stammi più vicino se ci sto bene, sarà perché trombiamo e la 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 la, sempre il Comenda si sa. No, ti prego no. Siamo tutti là ragazzi, siamo tutti là Beppe. Siamo là Beppe. Ah comunque ragazzi non commento il mondiale dell'Italia, non ho voglia di commentarlo ragazzi perché è qualcosa di vergognoso, ecco. Cioè, e Balotelli veramente non è degno della nostra maglia, cioè, ma quando si parla di come calciatori che hanno sbagliato tutti e come calciatori tutti hanno sbagliato, però come uomo, proprio non è un uomo, è il classico bimbetto viziato di adesso ragazzi, che non sa cos'è il sudore, non sa cosa lottare per qualcosa veramente, cioè, se questo è veramente lo specchio dell'Italia Balotelli purtroppo, cioè di questi ragazzetti che pretendono di avere tutto senza dare niente, cioè, proprio triste sinceramente. E questo non vuol dire avere magari una vita fortunata, avere comunque, cioè, avere tutte le comodità, nel senso, uno può avere tutto però non perdere i valori delle cose. E purtroppo Balotelli non merita niente di quello che ha, mi dispiace perché comunque insomma, cioè, è sempre un ragazzo giovane, però sta dimostrando veramente che tutto quello che può sbagliare lo sbaglia come uomo. Dopo come calciatore lo può criticare sì o no, non è quello il problema, però come uomo non ne azzecca una, cioè non c'è niente da fare, è più forte di lui. Vabbè dai, qua dai siamo secondi abbastanza tranquilli, il problema è che Pedrosa sta volando, cioè, Pedrosa sta volando, non riesco a prenderla, e questo anche perché ripeto sono fuori allenamento, poi sto parlando, sto ciaccolando, me la sto godendo al massimo. Fanculo Red Bull. Cerchiamo di non sbagliare, magari almeno che secondo posto, beh, cioè,
Vedi, se ero quarto a Qatar e secondo qua, sarei messo bene in classifica, invece no, devo fare la cappella in Qatar. Stiamo attenti anche a non tagliare, ragazzi, perché un altro taglio e so cazzi, Anche perché se non taglio in realtà recupero, cioè, anche perché veramente, cioè, ho letto dei commenti che quando tagli poi guadagni te, no. Se tu vai sull'erba, anche se magari fai meno strada, non recuperi mai. Non guadagni mai, qua è difficilissimo. Però ragazzi vi voglio bene tutti lo stesso. Da quello che mi scrive sempre come sei un fenomeno, a quello che mi scrive come sei una pippa nella guida. Va bene tutto, figlio, chi se ne frega. Avevo Pedrosa, lei in fuga, Pedrosino, lei in fuga. Qua freniamo tipo il 62 ore prima, va bene. Mamma mia che rischio. La gomma se ne sta andando. Che do coglioni ste gomme, però con 6 giri è così, ragazzi. Con 6 giri l'è così. Mi mancano ancora 2 giri e un quarto. Mamma mia, mamma quanto ho rischiato. Mamma mia Lorenzo. È il Magnifique, è il Magnifique. Ancora 2 giri sono lunghi, anzi sono interminabili. Ormai il primo posto è andato, non ce la faccio, non ho le gomme per arrivare primo. Solo un errore di Pedrosa mi può regalare la vittoria. C'è lotta tra Lorenzo e Valentino. Valentino Rostif e Rosto. Ok, 2 laps remaining in un inglese inglesoso. Eccola qua l'errore, mamma mia, ma non c'ho più le gomme. Ragazzi, è tutto un po' troppo ufficiale per i miei gusti, Sono cose troppo ufficiali. Abramo Lincoln incidente intanto, incidente per Abramo. Adesso devo andare pianino e tenere il secondo posto. Lo devo tenere a tutti i costi. Che 2 maroni però. Non riesco proprio a tenere le gomme, non ce la faccio. È più forte di me. Non ce la fo. Rossi è vicinissimo però, Rossi è veramente vicino. La gomma non c'è, ragazzi, ufficiale. La gomma non c'è, adesso devo solo fare il miracolo e tenere il secondo posto, che comunque è fondamentale per la lotta iridata. Niente, Pedrosa ormai è andato. Pedrosa ormai l'è andato. Eccolo là l'errore che non devi fare. Perdo anche il podio, incredibile. Sì, vabbè, però non è possibile. Non è, è incredibile, è incredibile. Se devo fare il miracolo, se voglio riprendere, devo fare un giro perfetto. Senza gomme, bene. Beh, almeno il podio, cazzo me lo merito, però dai, cioè che spoccia, che do coglioni. Mi sono anche salvato perché ho rischiato l'errore grosso, ho rischiato. Final lap, ragazzi, final lap da secondo, quarto. Giro record di Rossi comunque, ragazzi, stanno tirando gli avversari, Rossi ha fatto un giro spettacolare. Giro spettacolare di Rossi. Devo tenere di più le gomme, se no è dura vincere questo mondiale, Poi chiaramente sai, non fare le qualifiche, cioè, partire sempre ultimi non è facile. Mamma mia che rischio, non fare ste robe! Che rischio. Dai fiori, dai, niente, non arrivo neanche a podio, pazzesco. Una cosa indegna. Petrucci, incidente per Tarallucci, ragazzi, incidente per il Tara.
Vai, freniamo tipo un anno prima e chi se ne frega, sinceramente. A questo punto meglio quarti che niente, però il problema è che ho perso un secondo posto strameritato. Incidente per lunghi, incidente per lunghi. Che finita, cazzo, dai. Vabbè, quarto posto, stiamo migliorando. Stiamo migliorando. La strada in salita, ma Marchetto Marquez sta tornando, va a vincere Camomillo, secondo Rossi, terzo Lorenzo, quarto Marchetto Marquez. Vediamo la classifica e poi tutti a casa, tutti a casa. Tra poco la regia allora, classifica. Al palco chiuso per assistere ai festeggiamenti del po'. Allora siamo al sesto posto con 19 punti, meno 26, ma la strada è in salita, però stiamo migliorando. Raga, un saluto da Commenda Veneziano, Commenda Veneziano, Commenda Veneziano, lo youtubers italiano. Commenda Veneziano, Commenda Veneziano, Commenda Veneziano, lo youtubers italiano.